Noi nel DPCM che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. La strada è tracciata, manca solo l'ufficialità del Consiglio dei Ministri. Questione di ore quindi e l'obbligo di mascherina all'aperto diventerà contingente su tutto il territorio nazionale e nessuna regione potrà derogare. Dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i 6 anni, chi fa attività motoria, chi va in bici o in moto, chi fa l'orto o passeggia in luoghi isolati come il bosco, nonché tutti i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'uso del dispositivo. Si conferma poi che non ci sarà alcun coprifuoco per bar e locali. La misura viene promossa dal direttore del reparto di malattie infettive al Cafoncello di Treviso, che parte con un esempio concreto. Io dico solamente che in ospedale l'utilizzo sistematico della mascherina e il lavaggio delle mani ha permesso di controllare in maniera adeguata la diffusione della malattia. Basti pensare che a malattie infettive, dove abbiamo un concentramento del maggior numero di persone con questa malattia qui, l'uso sistematico della mascherina e anche il lavaggio delle mani ha permesso di non avere nessun operatore sanitario che è diventato positivo al virus. E se le mascherine fanno la differenza in tema di prevenzione, passi in avanti si sono fatti sul fronte della cura. Pazienti che prima venivano considerati trasferibili in terapie subintensive o anche in rianimazione, adesso con i mezzi che abbiamo a disposizione, per esempio le metodiche di ossigenoterapia ad alti flussi, farmaci nuovi, ci permette di controllare in maniera molto più agevole rispetto a quello che succedeva in passato. Venendo ai numeri, la situazione al reparto di malattie infettive di Treviso non desta al momento preoccupazione. Nelle ultime settimane il numero di pazienti degenti è rimasto costante dai 10 ai 15, per cui voglio dire ci sono quelli che si ricoverano circa 2-3 al giorno e quelli che poi anche dimettiamo, trasferiamo in altri reparti, per cui la situazione mi pare in quest'ultimo mese abbastanza stazionaria. Insomma, un conto è il dato epidemiologico con le nuove positività che vedono Treviso maglia nera in Veneto, un altro quello clinico. Mentre il numero di positivi nel territorio aumenta anche in maniera consistente, il numero di pazienti ricoverati invece rimane abbastanza stazionario. Questo vuol dire che l'impatto nel sistema sanitario per ora è modesto e sotto controllo.